Per anni i residenti e i commercianti hanno lanciato l'allarme. Mettete in sicurezza questa strada prima che sia troppo tardi. Oggi, a Quartu, il loro incubo si è avverato. La tragedia che tutti temevamo è successa davvero. Un forte rumore, un attimo di panico e poi il silenzio rotto dalle sirene. Questa è la scena che si è presentata stamattina in via Brigata Sassari a Quartu, dove un uomo di 73 anni è stato travolto da un'auto. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Il suo gesto quotidiano si è trasformato in una tragedia improvvisa. I soccorsi sono arrivati rapidamente con un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari hanno trovato l'uomo in condizioni critiche e lo hanno stabilizzato direttamente sul marciapiede, prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale con codice rosso, quello che significa pericolo di vita immediato. Ma quello che rende questa storia ancora più tragica è che non si tratta di un caso isolato. Via Brigata Sassari è da tempo considerata una delle strade più pericolose di Quartu per chi si muove a piedi. I residenti e i commercianti della zona lo denunciano da anni. Quella strada ha bisogno di maggiore illuminazione, di attraversamenti pedonali più evidenti e sicuri. Altri incidenti simili sono già successi in passato, proprio in quel tratto, confermando che si tratta di un punto particolarmente rischioso. Stamattina la polizia locale e la polizia stradale sono dovuti intervenire non solo per fare rilievi e capire la dinamica dell'incidente, ma anche per gestire il traffico che a quell'ora, in una delle vie principali della città, è molto intenso. La cosa che colpisce di più è che questo incidente, come molti altri, si poteva evitare. Se quella strada fosse stata messa in sicurezza come chiedevano da tempo i cittadini, se ci fossero stati attraversamenti pedonali più visibili o una migliore illuminazione, forse stamattina quel signore sarebbe a casa sua invece che in ospedale. Quante altre tragedie evitabili dovranno succedere prima che si decida di ascoltare chi vive quotidianamente questi problemi? La sicurezza non è un'opzione. Se la pensi come me, lascia un like e iscriviti per non perdere le prossime notizie. Grazie per il tuo tempo e stammi bene.